Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura, la cronaca, in apertura c'è il sequestro tecnico da parte della Guardia di Finanza, ovvero il blocco del bene di Ceylon Yacht e lo yacht a vela più grande al mondo, riconducibile all'oligarca russo Andrei Melnichenko, ormeggiata in questi giorni a Trieste. Melnichenko era stato inserito nei giorni scorsi nella blacklist dell'Unione Europea contenente i nomi di 40 magnati russi e di oltre 800 altri soggetti considerabili sanzionabili perché coinvolti più o meno direttamente nell'invasione dell'Ucraina decisa dal presidente Vladimir Putin. Qui ci sono le immagini appunto dell'operazione da parte della Guardia di Finanza effettuata ieri sera. L'imbarcazione, lunga 143 metri e larga 25, avviata nel 2015, è tra le più costose mai realizzate, batte bandiera delle Bermuda. Anche la provincia di Udine è coinvolta in un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia che ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni di euro nei confronti di 3 aziende di 12 persone che sarebbero risultate coinvolte in una vasta frode fiscale e contributiva nel settore nell'allestimento e posa in opera di arredi. L'operazione ha portato alla luce una sistematica evasione fiscale e contributiva che sarebbe stata realizzata da alcune aziende del veneziano mediante l'interposizione fittizia di numerose società cartiere con sedi in diverse province, tra cui Udine. Le cartiere avrebbero avuto in carico negli anni solo formalmente centinaia di lavoratori e non avrebbero provveduto a versare i debiti assistenziali, fiscali e contributivi, ma li avrebbero compensati con crediti d'imposta inesistenti. E a proposito di cronaca c'è una notizia dell'ultima ora, una traccia del DNA di Diljana Resinovic è stata rinvenuta sul cordino che stringeva i 2 sacchetti di nylon nei quali era infilata la testa della 63enne, il cui cadavere è stato trovato il 5 gennaio nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. E quanto emerge dai laboratori della scientifica che hanno comparato il materiale genetico rinvenuto nel cordino con quello della donna estratto nel corso dell'autopsia. La conferma arriva anche dal procuratore di Trieste, Antonio De Nicolo, che dice conferma, all'ANSA, dice confermo, sul cordino è stato trovato il DNA della Resinovic. Liliana potrebbe quindi essersi stretta da sola il cordino al collo dopo aver infilato la testa nei sacchetti, possibile secondo il medico legale. Si rafforza dunque l'ipotesi del suicidio, tuttavia sullo stesso cordino è stata individuata un'altra traccia di DNA debole da non poter essere attribuita a qualcuno. E ora voltiamo pagina, parliamo di cronaca, parliamo di caro energia e soprattutto caro benzina. Il gasolio comincia a scarseggiare in Italia, un problema in più per gli autotrasportatori friulani, già le prese con il caro carburanti. Il settore rischia il blocco, soprattutto quello dedicato ai tragitti medio-lunghi. Sentiamo il capogruppo del settore trasporti di Confindustria Udine, Massimo Masotti. Si rischia il blocco perché il prezzo del carburante è impazzito e quindi le merci potrebbero fermarsi per eccesso di costo di trasporto. Diciamo che i trasportatori non possono continuare a viaggiare a tariffe vecchie, tant'è che tutti quanti stanno procedendo ad aumenti legati al costo del carburante. È chiaro che le merci povere, quelle meno ricche, quelle che hanno distanze più lunghe, potrebbero non viaggiare più o non essere più conveniente importare merci da paesi lontani perché l'incidenza del costo trasporto diventa veramente importante e rendere non più conveniente una tratta molto lunga. Questo sta già accadendo e di questo ne siamo preoccupati. Lei che come azienda ha un osservatorio molto più vicino, cosa sta succedendo nel mercato degli idrocarburi? Beh, questo è un mercato talmente sotto tensione, c'è carenza di prodotto, purtroppo le consegne vengono fatte in maniera razionata e questo è un altro dei problemi che si somma al discorso del costo carburante che nell'ultima settimana è cresciuto in maniera impossibile. Quanto è aumentato? Diciamo che dall'inizio dell'anno è aumentato del 60%, nell'ultima settimana è aumentato del 30% in pochissimi giorni, quindi sono numeri impressionanti e impossibili da sostenere.
Il caro energia rischia di creare grosse ripercussioni anche nel settore agroalimentare con il rincaro dei prezzi atteso nei prossimi giorni. Non è ancora scattata la corsa all'accaparramento, ma qualche supermercato ha già contingentato alcuni alimenti, in particolare l'olio di semi, e siamo andati a vedere la situazione alla Despar. In questo momento diciamo che è tutto abbastanza tranquillo, noi non abbiamo nessun tipo di problema per approvvigionamento di prodotto, abbiamo qualche consumo in più su alcune merceologie, ma sono consumi fisiologici che potrebbero anche essere figli di un'offerta speciale piuttosto che altro. Stiamo tenendo monitorato il mercato, di certo ci sono aumenti di listino che ci stanno chiedendo i fornitori, aumenti di listino che arriveranno energetici piuttosto che materie prime che arrivano dall'Ucraina, però ad oggi noi stiamo cercando di ammortizzare tutto questo in modo tale da non pesare più di quello che sarà necessario verso i consumatori. Quindi tutto sommato oggi potrei dire che da noi non è cambiato assolutamente niente, però stiamo monitorando, siamo in contatto costantemente con i nostri fornitori e speriamo che la situazione si risolva il più presto possibile. Lei ha detto che non c'è accaparramento in questo momento, ma magari c'è qualche articolo per cui invitate la gente a non prendere più dosi del possibile? Sì, lo abbiamo fatto solo per l'olio di semi, ma solo perché vogliamo garantire alle famiglie la giusta quantità. Non vogliamo che ci siano degli acquisti speculativi fatti da chi non lo utilizza per le famiglie, solo per questo. Quindi per fare in modo che ogni famiglia possa trovare quello che serve abbiamo preso questa decisione. Voltiamo pagina, un patentino per utilizzare al meglio lo smartphone. In Friuli Venezia Giulia sono già 50 le scuole che hanno aderito all'iniziativa, mentre per il prossimo anno il progetto entrerà in 100 plessi. Ci racconta tutto Alberto Comisso. A scuola per imparare la matematica e l'italiano, ma anche per conoscere l'utilizzo dello smartphone e in particolare i rischi che si nascondono dietro la tecnologia e l'accesso ad internet. In Friuli Venezia Giulia sono già 50 gli istituti scolastici che hanno aderito a questa iniziativa e per il prossimo anno in Lizza ce ne sono già 100. Non è un lasciapassare per poi andare al supermercato, al centro commerciale a comprare l'ultimo smartphone di grido, ma vuole essere un oggetto simbolico che certifica che i ragazzi hanno fatto un percorso di conoscenza approfondito rispetto ai temi che li legano alla rete, quindi sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista emotivo e relazionale. Un vero e proprio patentino che al termine di un percorso formativo viene rilasciato allo studente che ha seguito il corso e successivamente firmato dai genitori. Chiede poi la firma del patentato, quindi del ragazzino, ma anche del genitore, proprio ad andare a certificare che il genitore sa che il figlio ha fatto un percorso di un certo tipo e in qualche modo si rende corresponsabile dell'utilizzo di questo strumento da parte dei figli. La sistemazione delle aiuole e la predisposizione di un orto per i bimbi, ci hanno pensato gli alpini del gruppo Udine Rizzi che nei giorni scorsi si sono mobilitati per l'asilo Primo Maggio del capoluogo friulano. Andiamo a vedere. Andrea Rizzi, capogruppo degli alpini dei Rizzi. Voi siete in questa scuola materna a ridosso di via Martignacco, la scuola materna Primo Maggio, per fare che cosa? Le maestre ci hanno chiesto da sistemare le aiuole all'esterno e fare un piccolo orticello per lavorare con i bambini. Insomma. Questa non è la prima volta che fate queste cose, no? No, siamo sempre attivi in giro per la circoscrizione del territorio nostro, diciamo, quello che riguarda Rizzi, San Domenico, Cormor e Viazzo del Sole. Quindi diciamo che i bambini troveranno degli spazi per poter piantare le loro... Sì, e vedere crescere le piantine. Diciamo. Gli alpini dicono sempre sì. Diciamo di sì. Parliamo ancora di ambiente con un progetto di rigenerazione presentato ieri dall'amministrazione Ciriani, in questo caso ovviamente Pordenone, e interesserà l'area di via Fratelli Bandiera. Si parla quindi di un nuovo parco urbano in centro nel capoluogo della destra Tagliamento. Sarà, ha detto il primo cittadino di Pordenone, un giardino segreto da riscoprire. Andiamo a vedere.
Un parco urbano in pieno centro a Pordenone, a 2 passi da Piazza Risorgimento, un giardino nascosto da riportare alla luce. Così il Comune di Pordenone è pronto a riqualificare un'area di via Fratelli Bandiera. Investiremo 2.400.000 euro in accordo anche con la Regione. La tempistica significa aspettare per le attività di esproprio la burocrazia tipicamente italiana quest'estate. Quindi non consumo di suolo, recupero di aree verdi, maggiore dignità e bellezza e qualità della vita di Pordenone. L'area acquisita presenta già una zona verde che sarà liberata abbattendo gli edifici degradati presenti. C'è un nuovo ciclo di vita all'interno di un compendio che è quello di via Fratelli Bandiera, che è particolarmente degradato e che anche nei periodi di grande espansione della città non ha visto mai un progetto di riqualificazione. Un intervento a favore della città e dell'ambiente. È un progetto completo perché la demolizione non avverrà secondo i canoni tradizionali ma attraverso la decostruzione selettiva, ovvero con l'identificazione dei materiali, verrà l'edificio smontato e questi mandati al riciclo. Chiudiamo con lo sport, il ritorno al calcio giocato nel mondo dei dilettanti, sicuramente una delle buone notizie con l'allentamento delle restrizioni per quanto riguarda la pandemia dopo 2 anni. La Lega Nazionale Dilettanti ha fatto il punto della situazione questa mattina nel corso di un'assemblea dove si è parlato di giovani. Proprio questa assemblea oggi ha anche designato come presidente nazionale Giancarlo Abete, una vecchia conoscenza, e allora siamo andati a sentire in questa intervista il presidente regionale della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, Hermes Canciani. Presidente Canciani, il momento non è facile questo, però si può superare puntando sui giovani. Sicuramente sì, oggi è stata una dimostrazione di grande sensibilità da parte del mondo del calcio del Friuli Venezia Giulia. Avere questi numeri in presenza in un'assemblea importante ci dà forza, ci dà coraggio. Come ho avuto modo di sottolineare diverse volte, però il mondo del calcio non è fatto di questo, è fatto del gioco, quindi noi dobbiamo assolutamente rispingere, rimodellare, ritornare verso la normalità, verso la semplicità, affinché i nostri ragazzi possano giocare di nuovo sui nostri campi e soprattutto senza tante burocrazie. Senta, perché la designazione di Giancarlo Abete? Perché Giancarlo Abete ha un ruolo molto importante in questo momento nella Lega, è il cosiddetto traghettatore. Passatemi quello che può essere un paragone assurdo, il Mario Draghi della questione. La Lega ha vissuto e sta vivendo dei momenti molto particolari, molto complessi. C'è la necessità di avere una persona di spessore, di capacità, super partes, che potesse in qualche maniera aiutarci a uscire da questo momento così complicato, così difficile, e noi abbiamo ritenuto assolutamente imprescindibile di affidarci appunto a una persona di così tanto spessore per la gestione futura della Lega. E questa è anche l'ultima notizia, vi auguro buon pranzo, buon proseguimento del pomeriggio, ci vediamo questa sera sempre con il notiziario di Telefriuli alle ore 19, grazie, arrivederci.